Sant'Eustachio soldato martire, 1870, entrata delle truppe italiane in Roma, 1897, nascita di Giannino. Ecco fatto, ho voluto ricopiare qui in questo mio giornalino il foglietto del calendario d'oggi che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma, che è anche il giorno che sono nato io, come ci ho scritto sotto, perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco intanto la nota dei regali avuti finora. Primo, una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo. Secondo, un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Ada, ma di questo non me ne importa niente perché non è un balocco. Terzo, una stupenda canna da pescare con la lenza e tutto l'occorrente e che si smonta e diventa un bastone, che mi ha dato mia sorella Virginia. E questa è il regalo che mi ci voleva, perché io vado matto per la pesca. Quarto, un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere e con un magnifico lapis rosso e blu regalatomi da mia sorella Luisa. Quinto, questo giornalino che mi ha regalato la mamma e che è il migliore di tutti. Ah sì, la mia buona mamma mi ne ha fatto uno proprio bello dandomi questo giornalino, perché ci scriva i miei pensieri e quello che mi succede. Che bel libro, con la rilegatura di tela verde e tutte le pagine bianche che non so davvero come farò a riempire. Ed era tanto che mi struggevo per avere un giornalino mio, dove scrivere le mie memorie, come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia, che tutte le sere, prima d'andare a letto, coi capelli sulle spalle e mezze spogliate, stanno a scrivere delle ore intere. Non so davvero dove trovino tante cose da scrivere, quelle ragazze. Io invece non so più che cosa dire. E allora come farò a riempire le tue pagine bianche, mio caro giornalino? Mi aiuterò con la mia facilità di disegnare e farò qui il mio ritratto di come sono ora all'età di 9 anni finiti. Però in un giornalino bello come questo bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni. Mi viene un'idea. Se ricopiassi qui un po' del giornalino di Ada che è giusto fuori insieme alla mamma a fare delle visite? Ecco qui, sono andato su in camera di Ada, ho aperto la cassetta della sua scrivania, gli ho preso il suo giornale di memorie e ora posso copiare in pace. Oh, se quel vecchiaccio del Capitani non tornasse più! Ed invece è venuto anche stasera. È impossibile. Non mi piace, non mi piace, non mi piacerà mai, mai e mai. La mamma ha detto che è molto ricco e che se mi chiedessi in moglie dovrei sposarlo. Non è una crudeltà questa? Povero cuore mio, perché ti mettono a tali torture? Egli ha certe mani grandi e rosse e col babbo non fa altro che parlare di vino e di olio, di canti, di contadini e di bestie. Se lo avessi veduto almeno una volta vestito a modo. Oh, se questa storia finisse, se non tornasse più, mi metterei l'anima in pace. Ieri sera, mentre l'accompagnavo all'uscio ed eravamo soli nella stanza d'ingresso, voleva baciarmi la mano, ma io fui pronta a scappare e rimaso con un palmo di naso. Ah, no, io amo il mio caro Alberto De Renzis. Che peccato che Alberto non sia altro che un misero impiegatuccio. Fa continuamente delle scenate e io non ne posso più. Che delusione la vita. Mi sento proprio infelice. E ora basta, perché ho già riempito 2 pagine.
Ti riapro prima di andare a letto, giornalino mio, perché stasera mi è successo un affare serio. Verso le 8, come al solito, è venuto il signor Adolfo Capitani. È un coso vecchio, brutto, grosso e rosso. Le mie sorelle hanno proprio ragione di canzonarlo. Dunque, io ero in salotto col mio giornalino in mano, quando ad un tratto lui mi dice con quella sua vociaccia di gatto scorticato: cosa legge di bello il nostro Giannino? Io, naturalmente, gli ho dato subito il mio libro di memorie. Ed egli si è messo a leggerlo forte, davanti a tutti. Da principio la mamma e le mie sorelle ridevano come matte, ma appena ha cominciato a leggere il pezzo che ho copiato dal giornalino di Ada, questa si è messa a urlare e faceva di tutto per strapparglielo di mano, ma lui duro. Ha voluto arrivare fino in fondo e poi, serio mi ha detto: perché hai scritto tutte queste sciocchezze? Io gli ho risposto che non potevano essere sciocchezze, perché le aveva scritte nel suo libro di memorie Ada, che è la mia sorella maggiore, e perciò ha più giudizio di me e sa quello che dice. Appena detto questo, il signor Capitani si è alzato serio, ha preso il cappello e se n'è andato via senza salutare nessuno. Bella educazione. E allora la mamma, invece di pigliarsela con lui, se l'è presa con me, gridando e minacciando, e quella stupida di Ada si è messa a piangere come una fontana. Andate a far del bene alle sorelle maggiori. Basta. Sarà meglio andare a letto. Ma intanto sono contento, perché ho potuto empire 3 pagine zeppe del mio caro giornalino. 21 settembre. Son proprio un atto disgraziato. In casa non mi possono più soffrire e tutti non fanno altro che dire che per colpa mia è andato all'aria un matrimonio che per i tempi che corrono era una gran fortuna, che un marito come il signor Capitani con 20.000 lire di rendita non si trova tutti i giorni, che Ada sarà condannata a restare zitella tutta la vita come la zia Bettina, e via e da lì una quantità di storie che non finiscono mai. Io vorrei sapere che gran male ho fatto alla fin fine per copiare un pensiero dalla scartafaccia di mia sorella. Oh, ma da ora in avanti, o bene o male, giuro che il giornalino lo scriverò tutto da me, perché queste scempiaggini delle mie sorelle mi danno ai nervi. Dopo il fatto di ieri sera, pareva che stamani fosse successa a casa una gran disgrazia. Era già suonato da un bel pezzo mezzogiorno e non c'era nemmeno l'idea di mettersi a tavola a far colazione come gli altri giorni. Io non ne potevo più dalla fame. Zitto, sono andato in salotto da pranzo. Ho preso dalla credenza 3 panini, un bel grappolo d'uva, un'infinità di fichi dotati e con la lenza sotto braccio mi sono avviato verso il fiume per mangiare in pace. Dopo mi sono messo a pescare e non pensavo che ad acchiappare i pesciolini, quando ad un tratto ho sentito dare uno strappone alla canna che reggevo in mano. Forse mi sarò proteso un po' troppo in avanti perché giù, umfete, sono cascato nell'acqua. Pare incredibile, ma in quel momento non ho potuto fare a meno di pensare fra me e me. Ecco, i miei genitori e le mie sorelle saranno contenti ora di non vedermi più tra i piedi. Ora non diranno più che sono la rovina della casa. Non mi chiameranno più Giamburrasca di soprannome, che mi fa tanta rabbia. Affondavo giù nell'acqua e non capivo più nulla, quando mi sono sentito tirar su da 2 braccia d'acciaio. Ho respirato a pieni polmoni. Affondavo giù nell'acqua e non capivo più nulla quando mi sono sentito tirar su da 2 braccia d'acciaio. Ho respirato subito a pieni polmoni l'aria fresca di settembre e, sentendomi meglio, ho domandato al barcaiuolo che mi teneva in collo se aveva pensato di mettere in salvo anche la mia povera lenza.
Non so perché la mia mamma abbia pianto tanto quando Gigi mi ha riportato a casa fra 10 e mezzo. Io stavo benissimo e glielo dicevo, ma le mie parole erano dette al vento, perché le lacrime della mamma pareva non finissero mai. Com'ero contento di essere cascato nel fiume e di avere corso il rischio di affogare, se no non avrei avuto tanti complimenti né tutte quelle moine. Luisa mi ha messo subito a letto. Ada mi ha portato una tazza di brodo caldo bollente e tutti, anche le persone di servizio, sono stati intorno a me fino all'ora di andare a desinare. Poi, lasciandomi così infagottato nelle coperte da farmi davvero morire di soffocazione, sono andati giù, raccomandandomi di star buono e di non muovermi. Ma era possibile questo per un ragazzo della mia età? Che cosa ho fatto appena sono rimasto solo? Mi sono levato, ho tirato fuori dall'armadio il mio vestitino buono a quadrettini. Mi sono vestito e scendendo pian piano le scale per non farmi sentire, sono andato a nascondermi sotto la tenda della finestra, in salotto. Se mi avessero scoperto, quante gridate avrei avuto. Non so come sia andata e che mi sono addormentato così subito. Forse avevo sonno o ero stanco. Il fatto è che dopo una buona dormita ho aperto gli occhi e da una fessura della tenda ho veduto Luisa seduta sul sofà, accanto al dottor Collalto, che chiacchieravano a voce bassa. Virginia strimpellava il piano in un angolo della stanza. Ada non c'era. Era andata certo a letto, perché sapeva che il capitano non veniva. Ci vorrà almeno un anno, diceva lui. Il dottor Baldi, sai, comincia a diventare vecchio e mi ha promesso di prendermi come suo aiuto. Ti dispiace di aspettare, amor mio? Oh, no, e a te? Ha risposto Luisa e tutte e due si sono messe a ridere. Ma non lo dirà ancora a nessuno, ha continuato lui. Prima di dichiararci fidanzati in pubblico, voglio avere una posizione sicura. Oh, ti pare? Sarebbe una sciocchezza. Mia sorella aveva appena finito di dire così, che si alzò ad un tratto, attraversò il salotto e si mise a sedere lontana dal dottor Colalto. In quel momento, appunto, entravano nella stanza le Manelli. Tutti non facevano altro che domandare con grande interesse come stava il povero Giannino, quando la mamma si precipitò in salotto con un viso bianco da far paura, urlando che ero scappato e che mi aveva cercato dappertutto, ma che non mi aveva trovato. E allora, perché non si affannasse di più? Che cosa fo io? Esco dal nascondiglio, cacciando un grande urlo. Che paura hanno avuto tutti! Giannino, Giannino, si lamentava la mamma piangendo. Come? Sei stato tutto questo tempo dietro la tenda? Mi ha domandato Luisa, facendosi di mille colori. Certo, mi predicate sempre di dire la verità. E allora, perché non dite alle vostre amiche che siete promessi sposi? Mia sorella mi ha preso per un braccio, trascinandomi fuori dalla stanza. Lasciami! Lasciami! Gridavo. Vado da me solo! Perché ti sei rizzata in piedi quando hai sentito toccare il campanello? Collalto... Ma non ho potuto finire la frase, perché Luisa mi ha tappato la bocca, sbatacchiando l'uscio. Avrei una gran voglia di bastonarti! E cominciava a piangere. Collalto non te la perdonerà più! E singhiozzava, poverina, come se avesse perduto il più grande tesoro del mondo. Smetti di piangere, sorellina mia, io le dicevo. Secondo te sarei uscito dalla tenda senza dir nulla, se sapevo che il dottore è tanto pauroso? Sono 2 settimane che non ho più scritto una parola nel mio giornale, perché mi sono ammalato da quel giorno famoso, che fui per affogare e che scappai dal letto mentre sudavo. Collalto è venuto su a vedermi 2 volte al giorno, ed è stato così buono con me, che poi sento rimorso di averlo fatto sparire quella sera. Quanto tempo mi ci vorrà per guarire? Stamani sentivo Ada e Virginia che parlavano insieme nel corridoio, come è naturale. Mi sono messo ad ascoltare quello che dicevano.
pare che ci sarà niente meno che una festa da ballo a casa nostra. Virginia diceva che era contentissima che ci ha letto, così si sentiva più tranquilla ed era sicura della riuscita della festa. Essa spera che io debba rimanere in camera un mese intero. Non so capire perché le sorelle maggiori non vogliono bene i fratelli più piccoli. Ed io, invece, sono così buono con Virginia. Quando sto bene vado anche 2 volte al giorno alla posta, a prenderle e ad impostare le lettere. Qualche volta, non dico, ne avrò perduta qualcuna, ma ella non l'ha mai saputo e non ha nessuna ragione di avercela con me. Oggi mi sentivo così bene che mi è venuta la voglia di levarmi. Verso le 3 ho sentito venire su per le scale Caterina, che mi portava la merenda. Sono sgusciato dal letto, mi sono nascosto dietro l'uscio di camera, tutto imbacuccato in uno sciallone nero della mamma. E mentre la cameriera stava per entrare, le sono saltato addosso, abbaiando come un cane. Che credi che abbia fatto quella stupida? Dalla paura ha lasciato cascare intera il vassoio che reggeva con tutte e 2 le mani. Che peccato! Il bricco di porcellana celeste è andato in 1000 pezzi. Il caffè e il latte si è rovesciato sul tappetino che la mamma mi aveva comprato ieri. E quella sciocca ha cominciato a urlare così forte che il babbo, la mamma, le mie sorelle, la cuoca e Giovanni sono corsi tutti spaventati per vedere quello che era successo. Ci può essere una ragazza peoca di quella? Al solito io sono stato gridato, ma appena sono guarito voglio scappare da questa casa e andare lontano, 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 così impareranno a trattare i ragazzi come si deve. Finalmente stamani ho avuto il permesso di alzarmi. Ma era possibile che un ragazzo come me potesse star fermo su una poltrona con una coperta di lana sulle gambe? C'era da morir di noia. Così, mentre Caterina era andata giù un momento a prendermi un bicchiere di acqua inzuccherata, lesto butto via ogni cosa e me ne vo in camera di Luisa a guardare tutte quelle fotografie che tiene dentro la cassetta della sua scrivania. Le mie sorelle erano in salotto con un'amica, la signorina Rossi. Caterina, appena tornata col bicchiere e lo zucchero, mi cerca dappertutto, inutilmente. Sfido, mi ero nascosto dentro l'armadio. Che risate matte ho fatto con quei ritratti. Su uno c'era scritto "Un vero imbecille". Su un altro "Oh, carino davvero". Su un altro ancora mi ha chiesto "Ma fossi minchiona?". E in altri "Simpaticone", oppure "Che bocca". In uno poi c'era scritto "Ritratto di un ciuco". In tutti c'era una frase di questo genere. Io mi sono impossessato di circa una dozzina di fotografie delle persone che conosco per fare qualche burletta innocente appena uscirò di casa. Poi ho richiuso per benino la cassetta, in modo che Luisa non si accorgerà di nulla. Io sono Tommaso. Io sono Matilde. Io sono Alessandro. Io sono Anna. Sono Leonardo. Io sono Sara. Mi chiamo Giovanni. Io sono Rebecca. Salve, io sono Tommaso Botta. Io sono Laila. E io sono Edoardo. Siamo tutti allievi del gruppo ragazzi della compagnia teatrale Attori per Caso e vi abbiamo dedicato alcuni brani del giornalino di Gian Burrasca di Vamba.